messaggio, io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole. Ottobre, oggi è arrivato ottobre, col suo cappotto nero piove sulle finestre dove milioni di persone sole vanno avanti e indietro in cerca del presente, cercando una risposta a questo cielo a specchio di novembre. Dicembre, mesi che non usciva il sole, è sempre così difficile, dicevi, l'amore. Cambieranno il nome Marco, mese dopo mese di più, sei presente. Cosa avrò se la notte la nostalgia, solo no, fantasia, non posso scegliere. Ogni volta, ogni marcese che ritorna non sempre sarà vita nuova anche per me. Ricordi li puoi tenere in testa o nascondere in un portafogli, non c'è chi se li dimentica nei sogni. Sveglia, gennaio arriva in fretta, la neve è quel che resta di febbraio, di un'astuta ricorrenza. Un bacio è solo un bacio e marzo è una promessa, ma per qualcuno la prima rosa di maggio è una scoperta. D'estate erano mesi che non usciva il sole, è sempre così difficile, dicevi, l'amore. Well, it's cold but it's not. Cheers, man. Cheers. Cheers, man. Cambieranno il nome Marco, mese dopo mese di più, sei presente. Cosa avrò se la notte la nostalgia, se no fantasia, non posso scegliere. Ogni volta, ogni marcese che torna la vita sempre sarà vita nuova anche per me. Sarà vita nuova anche per me. Vita nuova anche per Devo dire che poter cantare Mangese dopo
10 anni e qualche giorno che è uscita è un grandissimo onore per me e sicuramente non è merito mio, sicuramente non è merito mio. C'è una cosa sulla quale ho pensato, ho riflettuto un po' in questi giorni, in cui ho visto le varie differenze che ci sono fra chi un po' crede in quello che fa e un po' sogna di vedere grande in quello che fa. E la musica ha questa particolarità molto singolare ed è una cosa che è incontrollabile anche per chi come me tutti i giorni cerca di fare qualcosa che abbia senso in quello che è il mio mondo, cioè la musica. E cioè la musica è qualcosa di soggettivo e quindi nessuno può sapere veramente quando una canzone è una grande canzone. A volte non penso nemmeno che il pubblico possa saperlo, non penso nemmeno che i critici possano saperlo, possano dirlo con certezza. L'unico giudice, credo, che hanno le canzoni, più ancora dell'arte, più ancora della letteratura, ma per quanto riguarda la musica leggera, cioè quello che faccio io, l'unico vero giudice che ha senso ascoltare credo che sia il giudice del tempo, perché è l'unico che sa davvero dirti se quello che stai facendo è buono o no. E quindi intendo fidarmi soltanto di lui, come ho fatto fino ad adesso. In alcune cose sono stato premiato, in altre non sono stato premiato, però mi ha fatto capire davvero quello che stavo facendo. Ora, a giudicare da cosa è successo questa notte, sono molto contento di quello che è successo in questi anni. È stato clemente con me il tempo. Però non l'ho mai dato per scontato ed è incredibile come ogni tanto ci sono delle canzoni che quando, dopo tanti anni anche, arrivano. Per esempio stasera è venuto a trovarmi uno dei più grandi giudici del tempo, che è Gianni Morandi. Grazie Gianni. Cioè in realtà lui ha fermato il tempo, però quella è un'altra storia. È incredibile come alcune canzoni escano in radio dopo tanti anni, le incontri in un bar mentre stai facendo colazione o le mettono in discoteca e ancora dopo tanti anni c'è sempre la stessa reazione. Sì, sì. E vedi la gente fare delle cose da matti. E se sei fermo a un semaforo e c'è quello di fianco che sta ascoltando quella canzone, lo guardi e stai lì ammirato, perché sembra davvero che alcune canzoni Forza! non abbiano vent'anni.